L'indirizzo chimica, materiali e biotecnologie condurrà gli studenti alla scoperta di organismi viventi, dei processi biotecnologici e delle fonti energetiche innovative. Gli alunni affronteranno materie quali biologia, chimica analitica, chimica organica, chimica strumentale, fisica ambientale. In questo modo acquisiranno competenze nel campo delle analisi di laboratorio, dei processi di produzione, degli studi di interazione fra sistema energetico e ambiente. Alla fine del corso di studi, quindi dopo il diploma, i ragazzi potranno o inserirsi subito nel campo del lavoro come professioni quali analista di laboratorio, responsabile della sicurezza ambientale, tecnico del controllo di qualità. Inoltre, essendo un indirizzo particolarmente formativo nel campo delle discipline scientifiche, gli studenti possono affrontare anche un corso di studi universitario, soprattutto a carattere scientifico, e quindi frequentare facoltà quali chimica, biologia, scienze dei materiali, medicina e inoltre le professioni sanitarie. Il nostro istituto ha già un accordo con la SIFI, che è un'azienda farmaceutica nel nostro territorio, per cui gli studenti avranno anche la possibilità di frequentare dei corsi di alternanza scuola-lavoro presso questa azienda.